A Selinunte, nel parco archeologico, dalle ore 4:30 del mattino di oggi si è svolto lo spettacolo dell'alba, un percorso sensoriale tra arte, storia e musica. Dopo Agrigento giovedì 8 agosto nella Valle dei Templi, l'alba è risorta anche oggi, venerdì 9, a Selinunte, dove il parco archeologico ha accolto il pubblico tra il buio della notte e le prime luci del giorno, in un panorama surreale, per conservare un ricordo indelebile tra arte, storia e musica. La narrazione storica si è intrecciata con esibizioni musicali, con tre voci e un repertorio variegato, dalle melodie sacre alla musica tradizionale e moderna. La voce di Marina Bruno insieme agli strumentisti Enzo Pietropaoli e Daniele Sepe, con la partecipazione di Flavio Boltro, hanno creato un'atmosfera avvolgente e coinvolgente. I templi non dormono mai. Quando la luce si fa più liquida e i contorni si ammorbidiscono, allora sembrano riprendere fiato e potenza e ritornano protagonisti balzando fuori dalle tenebre. È in questo momento che ci si sente veramente parte di un evento irripetibile. Entrare nel parco archeologico quando è ancora immerso nella notte. Avanzare verso il tempio illuminato mentre attorno la natura è viva e presente. Poi accompagnare l'aurora e la luce. Avere assistito allo spettacolo dell'alba nella suggestiva cornice del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi ad Agrigento e del parco archeologico di Selinunte si è trasformato in un'esperienza straordinaria, un vero e proprio connubio tra la magia di un momento unico della giornata e la grandiosità di un luogo intriso di storia millenaria.